però ci vuole tempo perché bisogna piantare la vigna, aspettare che entri in produzione, aspettare che le piante maturino, perché deve maturare anche la pianta, bisogna tanti anni per arrivare a produrre un grande vino, quindi adesso diciamo che stiamo iniziando ancora. 6-7 anni almeno, no? Eh sì, abbiamo 16 anni di viticoltura alle spalle e iniziamo a capirci qualcosa adesso, diciamo così, perché ci vuole tanto tempo nel mondo del vino. Abbiamo iniziato con metodi che usano un po' tutti, poi però abbiamo capito che si poteva trovare un'altra strada, diciamo così, perché la natura ha un suo equilibrio molto delicato e l'agricoltore tende a stravolgerlo ogni volta che mette piede in campagna. Poi pensate che la natura predispone la biodiversità e noi che cosa facciamo? Una cultura in un terreno e uccidiamo tutte le altre specie, sì, la monocultura, quindi è già contro natura coltivare un terreno con una monocultura. E quindi abbiamo fatto una scelta importante che è quella di capire come funziona la natura. Ci siamo chiesti, ma la pianta che cosa vuole? Perché produce l'uva? Allora siamo andati a cercare di capire qual è lo scopo della pianta e vi posso garantire che il vino con la natura non c'entra niente, perché la pianta non beve vino. Perché la pianta produce l'uva? Chi lo sa? Per produrre un'altra pianta. Sì, per la continuazione della specie. La pianta fa il frutto perché nel frutto c'è il seme e quindi il seme è garanzia di continuazione della specie. Questo è lo scopo della pianta. Poi arriviamo noi e diciamo no, vogliamo uva buona per fare vino buono. E quindi lavoriamo la pianta, la potiamo, la razionalizziamo perché non è naturale avere 4500 piante in un ettaro di fitte. In natura non esiste, neanche la spalliera così organizzata eccetera. È tutta una cosa artificiale. Allora, cosa ci siamo messi in testa? Noi ci siamo messi in testa di trovare il giusto compromesso tra quello che vogliamo noi e quello che vogliono le piante. E quindi abbiamo scelto di mettere le piante nella loro condizione ideale, nel loro stato di grazia, per produrre l'uva per il loro scopo. Sì, per produrre l'uva per il loro scopo. E in cambio prendiamo uva per fare vino. E diventa uno scambio a questo punto, non diventa più un prendere e basta. Sì, è un compromesso, il giusto compromesso diciamo tra quello che serve a noi e quello che serve alla pianta. E allora diventa questo sinergico, trovare la sinergia con le piante per fargli produrre l'uva che interessa a noi. E come lo facciamo? Lo facciamo ripristinando la flora enzimatica e batterica del terreno, innanzitutto, che è quella che c'è in un bosco, che poi traduce tutte le forme organiche, che sono altre piante, rami, anche animali morti, che vengono tradotti in nutrimento per le piante. Facciamo concimazioni organiche, che sono dei letami praticamente pelletati, che diamo alle piante, perché vanno anche nutrite. Sono tante piante queste, quindi hanno bisogno di mangiare, altrimenti non ce la fanno a produrre. E quindi troviamo tutti gli equilibri giusti per far star bene le piante nelle condizioni in cui noi le abbiamo messe. Il risultato è eccezionale perché la pianta risponde molto meglio. Se noi la nutriamo come la natura ha predisposto, dopo il vino che ne deriva sarà molto più buono. È come il discorso dei maiali, se li mettiamo in batteria ci vuole il veterinario ogni giorno nell'allevamento perché si ammalano sempre. Se li mettiamo allo stato brado, la natura gli dà le difese immunitarie necessarie per stare bene e avere anche una carne superiore di qualità. Quindi torniamo al discorso, la natura va capita, non inventata, e noi questo abbiamo deciso di fare. Quindi una volta che in vigna abbiamo ottenuto questo risultato anche tramite tisane fatte da altre erbe, alghe che vengono date via fogliare, sono tutti nutrienti e anche rafforzatori del sistema immunitario delle piante. Quindi si punta non a curare la pianta quando si ammala, ma a evitare che si ammali addirittura. Preventivo. Sì, a mettere le condizioni naturali sempre, in modo che la pianta non si ammali. Noi siamo riusciti adesso negli anni a trovare questo equilibrio e possiamo dire che abbiamo eliminato completamente la chimica da questi vigneti. Quindi se noi prendiamo e analizziamo l'uva in partenza, non troviamo una traccia di chimica, perché abbiamo trovato il giusto equilibrio tra la nostra razionalizzazione e gli equilibri naturali, diciamo così. Poi in cantina, dopo che in campagna abbiamo fatto tutto questo bel lavoro, non ci resta altro che valorizzare quello che è stato fatto in campagna. Quindi invece di stravolgere il vino mettendoci in mano con l'enologo, abbiamo deciso di lasciarlo libero di esprimersi. Lieviti? Lieviti senza aggiunta? No, senza aggiunta perché abbiamo un'uva molto sana, quindi non c'è bisogno. L'aggiunta dei lieviti molte volte è necessaria perché le uve troppo lavorate chimicamente, troppo cariche di medicinali hanno bisogno poi dei lieviti perché i lieviti loro non ce la fanno a fare le fermentazioni. Noi invece siamo arrivati
negli anni a trovare il giusto equilibrio anche per le fermentazioni spontanee, però sempre con un metodo scientifico. Ci tengo a precisare questa cosa perché ormai nel mondo del vino tutti quanti pensano che si può fare tutto quello che si vuole, che il vino è una cosa naturale. Non è vero, il vino è una cosa che facciamo noi, però va fatta bene.